Il colore che predilige il Natale è il rosso, ma io sono accanto a un Rosy. Ciao Lino Rosy! Come stai? Ciao, ciao. Bene, grazie. A te come va? Tutto bene, tutto a posto. Ti trovo in ottima forma. A parte il freddo, però. A parte il freddo. Ma tutto quanto sentite freddo? Solo sento che è stanfucata? No, ma mo stando vicino a te mi sono bucato pure io. Marron! Grande Lino! Cosa ci fai ascoltare? Giovanni Vazza, È vero, ci vorrebbe proprio. tratto da questo mio nuovo lavoro discografico. 30 Nuovo lavoro discografico, 30 anni di abbiamo anche la propaganda qui. 30 anni di Mostriamolo, emozione. mostriamolo al Sì, nostro sì, amico sì. Antonio. Dal Beh, titolo Che sta vita, ma sono 30 anni di emozione, perché 30 anni di carriera, quindi abbiamo rinchiuso in questo un nuovo lavoro discografico. Questo... cofanetto quindi. Ma non che abbiamo rispolverato tutti, no, sono dei brani scritti proprio per questi miei 30 anni di carriera, quindi Ok. sono 20 brani inediti, bellissimi, mi stanno dando veramente tanta soddisfazione, ma soprattutto sono contento per il mio grande pubblico. Qualcuno dice il popolo, io dico il mio grande pubblico perché in 30 anni veramente mi hanno dimostrato e mi stanno dimostrando ancora oggi quanto mi vogliono bene, quanto mi amano. Io lo dico sempre, il pubblico supporta e sopporta, anche perché ci facciamo voler bene, no? Entriamo un po' nei loro affetti. Quindi... È vero, però devi anche pensare un pochettino come poterli fare emozionare con la tua musica, con il tuo canto, perché ti devi innovare giorno dopo giorno, trovare quelle belle parole, quella bella musica per loro, perché veramente oggi stiamo attraversando un momento un po' particolare, però non voglio entrare nella monotonia, assolutamente, però in questo dai, momento è Natale, parliamo d'altro. è Natale, parliamo delle cose belle e in questo momento particolare io ho pensato di dare un qualcosa di nuovo, un bracciale così bello che contiene questo mio attuale lavoro discografico, 30 anni di emozioni, dal titolo Che sta vita. Quindi doppi auguri, ma certo, quella lo conserverò gelosamente. Allora, adesso parliamo della tua canzone, anzi vai subito a cantarla, diciamo solo chi sono gli autori e gli arrangiatori. Gli autori chi sono di questa bellissima canzone? Non te li ricordi, non importa, l'importante è che la canti, non importa. No, mi ricordo benissimo. Francese e il mio grande amico Nino Danisi, gli arrangiamenti sono del bravissimo Francesco Di Tullio, la voce del sottoscritto Lino Rossi, l'interpretazione della mia. Basta, adesso ascoltiamo subito questa bella canzone, ripeti il titolo? Guarda che non è Giovanni Vazza. Dammo un vaso e non ne parliamo più. Lino Rosy, ciao! Tutto inizia sempre con una scusa, col sorriso ti accompagnerà a casa tua, si t'abbraccia tu sarai imbarazzata, tenderà di darti un bacio e così, che l'amore sta entrando dentro te, mentre cresce che l'emozione, quando con te vuoi parlare, tutta notte. Per capire se questo vero amore quando da stregno può sentire si fa rumore cuore ci va che dice la verità si t'annamoro vero perché l'amore fa così ti fa morire piacere. Mentre passo tempo cagnano e cose, già pensate a una creatura, una casa e poi lentamente già non sa che pensieri e già ogni giornatura sì. Dove sto te sposa e lui accanto a te, questo è il cammino dell'amore, insieme vado a giurare per tutta la vita. Capire se questo vero amore quando da stregno può sentire
piacere, ti fa morire piacere. Fa morire piacere.